Sono 1036 le aziende venete del settore biomedicale, imprese che producono dispositivi medici per diagnostica e terapie, oltre che materiali di consumo per le cure. Nel 2022 il settore veneto ha esportato materiale per più di 5 miliardi di euro, il 6,2% dell'export totale. Stati Uniti, Francia, Spagna ed anche Emirati Arabi Uniti i principali partner commerciali, e la seconda edizione della borsa biomedicale organizzata a Padova da Venice Promex negli spazi di Le Village ha creato un'opportunità di business per il comparto. Quando pensiamo che noi esportiamo oltre 5 miliardi di euro su 80 miliardi della regione Veneto ed è la quarta voce merceologica di export, ecco, è un settore, è un cluster non ancora proclamato ma che ha un grande valore economico. La sinergia tra enti di ricerca, università, scienziati e naturalmente enti quali la Camera di Commercio, l'industria biomedicale è fondamentale per riuscire a coniugare in maniera coerente e corretta ricerca, sviluppo e sostenibilità del sistema. Siamo qui per parlare con i produttori, vedere le nuove tecnologie, gli sviluppi e se ci sono anche start-up, vedere come introdurre questi nuovi prodotti che in un principio non ci sono nel mercato per far sì che la società se ne possa beneficiare. Quali sono questi nuovi prodotti che potrebbero servire in questo momento? No? Perché uno viene qui a capire le novità, però immagina ovviamente quali siano le richieste a cui dare delle risposte. Certo, i prodotti che noi stiamo cercando e che comunque la società ha bisogno in questo momento sono quei prodotti che con l'intelligenza artificiale permettano di predire quello che sarà la nostra salute corporale e non solo. È un'opportunità per tante aziende italiane di poter trovare le compagnie giuste a Dubai e allo stesso tempo tante compagnie anche degli Emirati cercano delle compagnie italiane. Credo che è un'opportunità giusta per trovare le compagnie giuste che si possono fare un lavoro, continuare un lavoro insieme. Il prossimo step a Dubai sarà il turismo medicale, per questo cercano tutte le cose medical più nuove per utilizzare a Dubai e certamente il Made in Italy è il numero uno, quello che cercano sempre. Proprio in Dubai noi l'anno scorso in occasione dell'Expo abbiamo aperto la Veneto Business House e quindi abbiamo un ponte diretto tra il Veneto e Dubai e poi il turismo medicale è un altro dei temi che stiamo affrontando tenendo conto poi anche dell'accoglienza dei familiari che accompagnano il paziente e anche in questo caso sicuramente il Veneto rappresenta un'eccellenza. Per quanto riguarda il termine biomedicale, come giustamente lei citava, da questo punto di vista abbiamo un mondo che si apre e noi il tentativo che stiamo facendo da 2 anni a questa parte con la borsa biomedicale è proprio quella di individuare le diverse tipologie, perché andiamo dalle attrezzature per il salvavita a tutto ciò che ruota attorno al cuore, ad esempio tra i nostri partner abbiamo il professor Gino Gerosa che ovviamente è un esperto nel settore, abbiamo tutto il settore poi dentale, anche questo, ma abbiamo poi tutto l'aspetto delle attrezzature per gli ospedali, dai letti ai vari macchinari per le TAC, per le radiografie. Le imprese venete del biomedicale propongono una biodiversità di prodotti ed idee di sviluppo e ricerca. Oltre alle apparecchiature molto si sta facendo anche per gli organi artificiali. Non solamente organi artificiali ma anche creazione di tessuti biologici per riparare e sostituire quei tessuti ammalati e soprattutto anche la rigenerazione d'organo. La rigenerazione d'organo troverà credo nei prossimi anni un ruolo molto importante per sopperire alla carenza di organi e alle necessità dei pazienti invece affetti da, nel mio caso, scompenso cardiaco. Non siamo fanalino di coda per capacità dei ricercatori, anzi devo dire che i ricercatori italiani, e la dimostrazione che ogni volta che vanno all'estero i risultati sono sempre di assoluta eccellenza, sono tra i migliori ricercatori al mondo. Il problema dell'Italia è la mancanza di finanziamenti adeguati per la ricerca, ma come human power, come risorse umane siamo sicuramente ai primi posti. Noi proprio abbiamo individuato tra i 6 obiettivi che il Village sposa dell'Agenda 2030 proprio salute e benessere e dentro questo ambito abbiamo già individuato diverse start-up che collaborano col Village perché crediamo che sostenibilità sia anche tutto questo ambito qui.